Amici di Spartisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giorgio Matranga di Castellammare del Golfo, provincia di Trapani e Castellammare Casteldaccia, giornata numero 21 del Girone A di eccellenza siciliana. Squadra in campo con il Castellammare in maglia e pantaloncini bianchi, il 3-5-2 di Gianluca Cardinale con Di Paola in porta, Lo Bosco, Caronia e Tarantino in difesa. Da destra verso sinistra, a centrocampo in fascia a destra Ribaudo, a sinistra Frisella, il play e Messina, Milana e Terranova ai suoi fianchi. In attacco Ba e Guaiana, a disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Caiozzo, Lopez, Bussa, Di Matteo, Oliveri, Taibi, Sorrentino e Piazza. Risponde il Casteldaccio in tenuta nera e pantaloncini neri, 4-4-2 per Pietro Tarantino con Calandra in porta, in difesa Camiolo, Presti Giacomo, Raia e Abbate. A centrocampo Fazio, Pucci, Arcoleo e Fuschi. In attacco Sferruzza e Mocero. In panchina a disposizione Marra per la porta, poi Provenza, Spampinato, Gambino, D'Amico, Consigliere, Aiello, Messina e Sheriff. Arbitro della partita è Davide Lopresti della sezione di Messina, assistito da Calogero Miliotto di Agrigento e Marta Di Franco di Palermo. Vento, leggera pioggia qui a Castellammare del Golfo, quasi tutto pronto per iniziare. Ci saranno anche altri due anticipi che si giocheranno da pochi secondi verso il termine di questo pomeriggio, di questo sabato pomeriggio, con il Gela impegnato sul campo della Parmonval. C'è anche il match della capolista Athletic Palermo contro l'Unitas Sciacca. Sfida tutta da seguire, ci saranno gli aggiornamenti lungo il corso di questo Castellammare Casteldaccio, che è iniziato da 10 secondi, dunque tutti comodi per capire come andrà a finire questa sfida, dove il Castellammare vuole avvicinarsi alla zona playoff, anche se c'è tanto traffico, è anche difficile data la concorrenza di Marsala, San Giorgio Piana, tutte quelle che sono da quelle parti. Il Casteldaccio invece vuole tirarsi fuori dalla zona playout. Anche questa questione è abbastanza aperta, lo sarà da qui fino alla fine di questo campionato. Punizione subito per gli ospiti, oggi in tenuta nera. Casteldaccio che si veste e presenta i colori sociali in granata. Calandra al rinvio di testa scontro, il pallone viene ripreso da Sferruzza che scarica il sinistro, esce un tiro debole, finisce sul fondo. Primo spunto della partita, anche se non significativo. Tarantino, morbido, trova Ba, si muove subito Guaiana, pallone allargato, mezzo al campo da Ribaudo, che si inserisce a sua volta, si cerca Messina, passaggio difficile, riprende tutto Terranova. Messina rimane in zona Guaiana, la scarica per Ribaudo, si avvicina sempre di più il Castellammare, cross in mezzo, Calandra in due tempi. Il vento tra l'altro ha fatto crollare uno dei tabelloni pubblicitari nel lato opposto al nostro, da dove vi stiamo trasmettendo questa partita. Anche il Castellammare si fa vedere dalle parti della porta avversaria. Presti Giacomo protegge anche con il fisico, il suo lancio colpisce il petto
di Frisella. Casteldaccia si prende questa rimessa laterale, squadra che ha ottenuto un pari prezioso contro la Don Carlo Misilmeri, anche se si è trovato a giocare in 11 contro 9, dato che il Misilmeri ha avuto ben 2 espulsioni. Castellammare invece che è reduce dal preziosissimo successo a 3 minuti dalla fine a Terrasini in casa del Partinico Dace, che è costato l'allontanamento con Riccardo Abenanti sulla panchina della squadra di Partinico. Gol decisivo di Caronia, colpo di testa con la solita gara che ha disputato il Castellammare quando gioca fuori casa, quella di aspettare il proprio avversario, contenersi in difesa per pungere nei momenti in cui ce lo si aspetta di meno. Punizione Casteldaccia con il colpo morbido di Prestigiacomo, il tiro al volo provato da Fuschi, guadagna il calcio d'angolo il Castellammare. Prima la sua azione offensiva qui dalla bandierina va il Casteldaccia, va Pucci alla battuta al volo, stavolta Fazio sponda, si lamenta un probabile tocco di mano, non c'è nulla secondo la presti di Messina. È in difficoltà Pucci, la riprende il Castellammare per pochissimo, poi ci pensa Prestigiacomo a rifugiarsi da Calandra. Il lancio lungo del capitano degli ospiti, intervento da parte di Lobosco, sale Frisella, vede un po' Calandra fuori dai pali, la conclusione centrale per il portiere ex Troina in Serie D. Tarantino per Caronia, Terra nuovo attacco, bella la giocata per Ba, che si trova circondato da 3 avversari. Frisella, pallone per Guaiana, non gestito al meglio. A destra in fascia del Castellammare c'è Milano, mentre Ribaudo fa la mezzala. Qui proprio la squadra di Cardinale guadagna un calcio di punizione. Pallone profondo, l'aggancio di Frisella, è uscita. No, anche sotto la segnalazione dell'assistente sotto le proteste di Pietro Tarantino, l'allenatore del Casteldaccia. Il rinvio di Calandra, di testa Mocciaro per Fuschi, la va a riprendere, però anche in questo caso per pochi secondi la Castellammare. Qui il lancio provato da Mocciaro, Camiolo, Mocciaro, lo scambio con Fuschi, c'è la possibilità di sfondare in questo caso. Punti preziosi in palio, soprattutto per il Casteldaccia, anche se sarà difficile. Ospiti che neanche sono abituati a giocare in un campo del genere, date le condizioni disastrose del Fiorilli.
C'è da sottolineare però che quelle del Matranga non sono al meglio, nonostante sia terreno di gioco in erba sintetica. Guaiana di testa, vai troppo lontano, pallone per Calandra. Il rinvio di Calandra, condizionato anche dal vento, altissimo questo pallone. Si lotta mezzo al campo nel poterlo riconquistare. Castellammare batte la punizione, Messina però deve aspettare un altro po'. Torre Messina, il capitano del Castellammare, da non confondere con Mario Messina, attaccante del Casteldaccia, in panchina. Anche la retropassaggio con Sferruzza che si dispera perché è andato a un passo dal contropiede, liberissimo per andare verso Di Paola e calciare per la chance da gol. Messina non va con Fazio che la spazza di testa lo Bosco prima di Sferruzza in rovesciata il Castellammare di testa Caronia, anche Terranova Guaiana si aggiunge. Tanta difficoltà bastire una manovra che sia funzionale. Il passaggio da parte di Mocero troppo su Di Paola, ex della partita 2 stagioni fa a Casteldaccia. Prima del suo ritorno a Castellammare del Golfo. Questo laterale per la squadra di casa con Tarantino. Resti Giacomo fuori. E il Castellammare sale, prende metri. Oggi è una traga meno pubblico del solito. Probabilmente anche per le condizioni climatiche. Sicuramente non felicissime. Prestigiacomo lontano di testa. Serie di prolungamenti. Mocero si allunga di testa, Sferruzza viene messo giù da Lo Bosco, tutto ok, si continua. Mocero è pressato un po' da Torre Messina, il passaggio dietro di Pucci, c'è anche quello da parte di Camiolo per Calandra. Sferruzza allarga nella speranza di trovare Arcoleo. Rimane però lì il centrocampista del Casteldaccia, adesso Terranova. Per Lo Bosco, confermato titolare. Fallo subito da Milana, calcio di punizione. E acquisisce questa possibilità il Castellammare. Tutti in linea al limite dell'area. Parte la traiettoria interessante ma larga. Interessante per il giro e anche per il vento che poteva aiutare sicuramente, ma è stato questo il caso. Il pallone più che altro influisce adesso sulla battuta di Calandra che sta finendo la pazienza.
Cioè, è la terza volta. L'arbitro giustamente dice non si può battere in questo modo, ma Calandra ci può fare ben poco. Una sfida contro i limiti per Calandra in questi secondi. Giustamente Calandra deve prendere anche la rincorsa per effettuare un lancio buono per i compagni. Adesso è positivo l'esito. Messina la va a riprendere, Pucci non trova Sferruzza. Boh, stop a seguire, ma il pallone raggiunge il lato destro del campo senza trovare nessuno. Possibilità Casteldaccia con il fallo subito da Arcoleo. Andato a commetterlo Ribaudo che ha un dialogo piccolo con l'arbitro. Raccomandazione che ci sta. Punizione che ci sta altrettanto per il Casteldaccia. E allora si andrà così con palle inattive, calci piazzati, presumibilmente in questa prima fase del primo tempo. Batte Fazio, il tiro su Eraso Terra di Paola. Il pallone stava prendendo una traiettoria strana anche per il movimento che Di Paolo ha fatto. Il Castellaccia butta una potenziale grande opportunità. Tarantino alla lunga rimessa di testa, la risposta di Fazio, rimessa laterale. Salamare oggi che deve fare a meno di due centrocampisti importanti, Pizzolato e Musso, entrambi senti per squalifica. Casteldaccio invece vede ancora l'assenza di Palmeri sulla corsia di destra offensiva. Castellammare che ancora deve, diciamo, subire l'assenza di Adamo al centro della difesa, così come quella di Francesco Amato, lungodegente. Non è stato neanche in panchina la settimana scorsa contro il Partinico Audace. Macero, Presti Giacomo, riceve Arcoleo, in fascia verso Macero, protegge Tarantino, salvando la rimessa dal fondo per Di Paola. 17esimo, 0-0, poche emozioni a Matranga fino a questo momento. Soltanto un tiro di Fazio su punizione. Ha impensierito Di Paola in distesa. Qui va, riceve, Presti Giacomo davanti, c'è il varco per Guaiana, fermato all'ultimo. E calcio d'angolo per il Castellammare. Prova a muoversi di più la squadra di casa, quella che ha avuto, diciamo, la peggio piano del gioco in questi primi 15 e più minuti. Tantissimo movimento in aria, il pallone gira di testa, ci arriva Lo Bosco contro una presunta trattenuta di Arcoleo.
Calandra continua ad avere il vento contro, ma testimonia anche la rete della porta che difende a gonfiarsi. Scontro pesante con lo Bosco che rimane su. Fuschi invece era andato a terra, si era alzato comunque rapidamente. Presti Giacomo di prima. Fuschi spallata e debole per Mocero. Giù Messina, si continua il cross in mezzo di Fazio per Sferruzza di testa. La prende male, rimane ancora in vita. Il pallone si gira molto bene, però a un certo punto esce tutto per la rimessa dal fondo per il Castellammare. Rimane comunque buona la giocata di Giovanni Sferruzza, il capocannoniere del Casteldaccia. Duello a distanza con Ba, che però è indietro con 5 gol. Sferruzza invece si trova in doppia cifra. La colpisce lui di testa. Viene colpito anche lui, Sferruzza. Allora, punizione per il Casteldaccia. Che sicuramente parte con i sfavori del pronostico, ma se la può giocare. E lo sta dimostrando. Pucci lo insegue Guaiana, poi si gira e calcia subito. Non trova il sostegno di Mocero. E allora Di Paola per Tarantino. Il pallone per Frisella. Corre Ba. Contro Presti Giacomo. Bala controlla male. Se la ritrova tra le gambe. La rimessa di Camiolo di testa Caronia. Scontro, probabile tocco con la mano, sì, da parte di Frisella nel duello con Fazio e punizione per il Castellammare. La battuta di Tarantino finisce su Fazio, che ancora doveva allontanarsi, però l'arbitro segnala ciò con un altro fallo commesso dall'ex Lascari, squadra che ha lasciato durante le corse di questo campionato, era anche il capitano di quella squadra da diversi anni. Caronia porta palla 1-2 con Terranova. Caronia, il pallone morbido per Ba, ce la fa mantenere il campo, sì, voleva il passaggio per Frisella, poi su Frisella c'è stato il recupero di Fuschi, l'arbitro però ferma tutto. Stavolta va corto Calandra a scambiare con Raia. Il suo rilancio trova la testa di Messina, di testa Frisella, salta Presti Giacomo, ping pong, lanciato Ba in fuorigioco, si è alzata la bandierina del guardalinee del secondo assistente. Punizione. La battuta di Presti Giacomo, Sferruzza di testa, un po' in ritardo Fuschi. Si lamenta un altro tocco dubbio
Arcoleo non la vede più, se ne stava andando, poi l'intervento di Pucci è comunque falloso, punizione per il Castellammare. Tarantino, Frisella. Serve Messina sul cerchio di centrocampo, pallone allargato alla ricerca di Milana, di testa il colpo di Abate, rimessa laterale. Cresce però la squadra di casa. Arbitro ferma il gioco perché c'è qualcosa che non va. Su Arcoleo si stava sistemando il calzettone. Adesso si può andare con la battuta lunga della rimessa verso Messina, la chiusura di testa di Raya. E stavolta è calcio d'angolo. Va Ribaudo dalla bandierina. Parte Ribaudo, bello il pallone, il colpo in mezzo con Frisella che lotta da terra. C'era stata anche la caduta di Arcoleo. Adesso Fuschi in profondità, Sferruzza era già in posizione irregolare. Si alza in maniera istantanea la bandierina. È rimasto fermo Sferruzza. Azione che si è sviluppata in maniera rapida. Occhio alla punizione di Messina. Calandra in angolo. Questi palloni possono fare bruttissimi scherzi. Occasione per Messina. Calandra si è fatto male però perché è dovuto indietreggiare sempre di più, avendo lo sguardo su, con gli occhi a guardare il pallone. Intervengono anche i membri della Croce Rossa in assistenza di Calandra. Intanto Cardinale da qualche dritta a Frisella. Così come Fuschi ha parlato con la propria panchina. Si rialza Calandra. Qualche applauso per lui. Ma il Castellammare ha in riserva quest'angolo da battere. L'arbitro controlla i dialoghi più o meno accesi di Lo Bosco e Fazio. Adesso si può andare alla battuta con Ribaudo. Solito movimento in area di testa. Allontana Mocero, insegue Sferruzza, la manca, la riprende Frisella. Posizione irregolare però per Ribaudo che era partito oltre la linea dei difensori a indietreggiare per andarsi a prendere questo pallone. Punizione Casteldaccia. Di testa Messina. Mette fuori. Non contentissimo Tarantino in panchina nel Casteldaccia. Parlavamo prima degli altri due anticipi che si svilupperanno nel corso di questo pomeriggio. Domani il resto del programma con San Giorgio Piana Marziala, Super Giovane Castelbuono San Vitolo Capo, Don Carlo Misilmeri Lascari, Accademia Trapani Oratorio Marineo, Folgore Castelvetrano Partinica Audace.
Calandra la salva. Presti Giacomo, subito aggredito a distanza da Guaiana. Il lancio lo va a prendere Tarantino con Fuschi a terra. Tarantino lo evita anche la pressione di Fazio. Passaggio su Messina. Ribaudo. Cambia gioco. Frisella di prima verso Guaiana. Alla fine la prende Presti Giacomo invece di Milano. Il tiro da parte di Frisella e il pallone gira. Lo prende Calandra. Con eventualmente va ad attaccare lo spazio. Lancia subito il portiere del Casteldaccia, 2 contro 3, la tocca Caronia per ultimo. Fuschi se la allunga, quasi buttandola fuori, protezione di Frisella, ultimo tocco il suo. Rimessa Casteldaccia che sale. Camiolo. Arcoleo. Lascia lì a Pucci. Raia. Dice ai suoi di andare con calma. Camiolo. Da uno sguardo in aria. Ancora Camiolo verso il centro. Mocero scambia con Fuschi. Altro 1-2. Il tiro di Fuschi al volo. Parata di Paola, ma buona l'azione del Casteldaccia. Tiro voluto da Fuschi. Risultato essere debole. Nel momento in cui si è trovato di fronte Di Paola. Caronia. Prolungamento per nessuno. Il pallone di Ribaudo. Non è stato gestito da nessuno. Grande recupero di Saul Pucci. Il lancio per Sferruzza in posizione regolare. Sferruzza. Palleggio, controllo. È costretto a metterla giù. Poi effettua questo passaggio incomprensibile a metà tra Mocero e Pucci. Sicuramente voleva servire Mocero, ma non con quel contatto con il pallone, con quella confidenza. Abbatte di testa Lobosco. L'attacco immediato di Abbatte su Ribaudo. C'è la rimessa per il Casteldaccia. Sferruzza. Il pallone arriva a Mocero. Leggermente sporcato prima da Terranova. Ancora Mocero. Contro Tarantino. Non un cliente facile, prova il tacco, anche fortunato. Il pallone in mezzo, Fuschi. Non riesce a calciare verso la porta. Era praticamente fatta per concludere verso la porta. Uscito male il tiro. Poi Presti Giacomo. Sferruzza in fuorigioco. Altra azione di prima della squadra di Tarantino. Fuschi stavolta non ha potuto centrare la porta. Prima l'ha fatto ma debolmente, adesso c'erano più possibilità di fare gol. Eppure non è uscito granché. Arcoleo. Raia. Per Pucci. Attaccato e a metà con Bai Guaiana ai suoi fianchi. L'ha recuperata per il Castellammare. Guaiana in fuorigioco, infatti si rifiuta di andare fino in fondo. Rimessa dal fondo per Calandra. Arcoleo. Sul fallo da parte di Pucci su Guaiana nel tentativo di recuperare palla. Poi Frisella si sta fermo con il corpo per far cadere Mocero. Si scatena una confusione di voci in mezzo al campo con i due capitani a dialogo con l'arbitro.
Grisella aveva frenato la sua corsa per interrompere quella di Moccero che stava arrivando sul pallone. Pucci parla a distanza con Pietro Tarantino. Presti Giacomo, Sferruzza, terzo tempo, poi Caronia la manda fuori. Pucci calibra male il passaggio verso Abate. Adesso Sferruzza protegge, serve Pucci troppo vicino. Infatti Lo Bosco rilancia per Fazio, però serie di rimpalli che non premiano nel Castellammare né nel Casteldaccia. Si continua a giocare così con Fazio da una parte prima, Messina dall'altra dopo, a rendersi i più pericolosi, impegnando più o meno seriamente i portieri avversari. Fazio prima su punizione, fatto distendere Di Paola, poi Messina con un tiro da prima del centrocampo, con Calandra a deviare in angolo, non si è fatto sorprendere il portiere ospite. Queste le due occasioni più importanti della partita. Poi ne ha avuta anche una Fuschi davanti alla porta centrale, ne ha avuto un'altra potenziale, però ne è uscito un tiro abbastanza infelice, ma molto invitante. Va a Abate davanti, che ha modo di scambiare con Fazio, poi l'arbitro fischia concedendo la punizione al Casteldaccia. È stato proprio Fazio a subire il fallo. La battuta di Presti Giacomo, troppo lunga per Sferruzza. Lo Bosco, Guaiana la mantiene in campo, la Castellammare va per Guaiana, si ferma Guaiana, poi esce male il suo passaggio. Stava andando verso il centro del campo, mentre il sostegno in fascia non si è proposto più di tanto con Milana. Ancora Lo Bosco di testa, ora Fazio, Moccero non l'aggancia benissimo, pallone ripreso da Arcoleo. Presti Giacomo, si muove Camiola a destra, lo vede Presti Giacomo, Camiola aggancia, finta il cross, l'ex San Giorgio Piana poi va con l'esterno, Tarantino di testa, Messina, Terranova, dato che aveva gli avversari davanti, ha calciato un po' così, Messina avanza, poi Raia senza paura, Presti Giacomo, Raia in profondità, becca Sferruzza, ma Caronia riesce a chiudere. L'arbitro interrompe il gioco, bisogna chiudere il cancello che conduce al terreno di gioco e alla pista d'atletica della Matranga. L'arbitro si accorge che ci sono due membri delle forze dell'ordine a controllare la zona, quindi lascia procedere. Infatti il cancello ancora non è stato chiuso e probabilmente non si chiuderà.
cancello chiuso adesso. Lo Bosco di testa la lascia lì dopo averla schiacciata. Allora Fuschi perde qualche secondo. Forse decisivo, serie di finte di corpo. Alla fine la recupera Milana, rilanciando verso il centro del campo, dove c'è Raya che si rifugia da Calandra. Tutto da capo per il Casteldaccia, rinvio lungo, abbastanza lungo di Paola, da portiere a portiere. Tarantino anche lui effettua il lancio lungo con Guaiana a prolungare di testa. Messina, Terranova, Guaiana, giocata contro Camiolo, Presti Giacomo spazza via. Guaiana leggermente spinto da Raya prima di ricevere il pallone, che esce, e allora rimessa per il Castellammare. Si continua così, cercando la fortuna migliore in ogni circostanza. Raya svirgola il rilancio, ci pensa Camiolo, comunque lontana per Sferruzza. C'è Tarantino, Frisella col petto, Terranova c'è di testa Pucci, la va a ricevere Ribaudo che gira, Messina controlla sotto la sorveglianza di Arcoleo. Adesso Milana, Guaiana 1-2, Milana verso il centro, Ribaudo non la prende benissimo, Terranova da fuori, Calandra. La rimessa laterale di Tarantino di testa Pucci con caduta. Terranova risponde a Raya, Guaiana fuori gioco. A vuoto qui in due, Sferruzza vicinissimo a prenderla. Fuschi per Pucci, pallone scambiato con Mozaro, la lascia a Sferruzza, sempre più defilato del Casteldaccia. Sferruzza vuole un varco, si lamenta un fallo, tutto ok. Sferruzza in mezzo tra Frisella e Caronia, non riesce. Guaiana, trattenuta di Camiolo fino alla fine, c'è il fallo commesso dal terzino ospite. Messina sbaglia il calcio di punizione, non si intende con Lo Bosco, tutto buttato via per il Castellammare. Raya, il servizio per Pucci, piccola deviazione, prende metri la squadra di Pietro Tarantino. Sferruzza lamenta un fallo da rigore, rimane a terra l'attaccante del Casteldaccia, rischia Presti Giacomo, anche Raya, data la pressione di Ba che recupera, mette giù il pallone e Ba non calcia, anzi c'è il fallo, nulla secondo l'arbitro, solo angolo. Sicuramente da rivedere questa azione, perché Ba era praticamente pronta al tiro dopo averla messa a terra questa palla. E infatti
dell'arbitro vanno in 4 con la maglia bianca. L'arbitro spiega la situazione a Messina e Abate, che Presti Giacomo adesso ad ascoltare. Situazione che sembra essere chiarita. C'è comunque l'angolo per il Castellammare. Messina di testa si tuffa fuori. Episodi qua e là in questo primo tempo, quando manca 1 minuto e mezzo più recupero. 2 o 3 minuti potremmo ipotizzare. Terranova si fa male dopo che gli arriva il pallone addosso a causa del rimpallo. Si gioca con Riccardo Tarantino. Presti Giacomo di testa, adesso Fuschi. Fazio, quasi da fermo, Mocero se la lunga ma ancora lenta questa palla. Marcato da Tarantino, arriva in supporto Fuschi, Mocero subisce fallo. Riccardo Tarantino subisce il primo giallo della partita, estratto dall'arbitro. Punizione per il Casteldaccia, batterà Saul Pucci. Va e Ribaudo in barriera. Schema, occhio, Mocero, tiro di Paola. Bella l'idea. È sempre pronto il portiere del Castellammare. Continua a essere arrabbiatissimo Pietro Tarantino a bordo campo. L'angolo battuto da Pucci di testa, il gol da parte di Danny Mocero, 1-0 Casteldaccia, che dopo averci provato più volte trova il gol di testa con Mocero, 1-0. Stacco perfetto a battere di Paola. Un gol importantissimo a ridosso dell'intervallo che porta avanti la squadra ospite in questo recupero. Si riprende a giocare con il Castellammare sotto per colpa del quarto gol in campionato da parte di Mocero. Finisce il primo tempo con il Casteldaccia che può stare più tranquillo dopo aver creato di più rispetto al Castellammare. Le occasioni avute da Pucci, quella di Fazio prima su punizione, l'occasione avuta con Di Paola a mandare in angolo, sull'angolo il colpo di testa di Mocero a scrivere lo 0-1. Ci prendiamo una pausa, poi torniamo live dal Matranga per la ripresa.
succede nessuno rammarico, perché chiaramente prendere gol all'ultima palla fa sempre male, non è la prima volta che ci succede quest'anno, e quindi qualcosa che ci deve fare riflettere chiaramente, però devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una grande partita al cospetto di una squadra forte che ha vinto le 12 partite precedenti non a caso, è venuta qua a Bagheria, ha dimostrato la sua forza. Come dici tu, c'è stata quella palla che poteva portarli in vantaggio. Nel primo tempo, devo dire, abbiamo avuto noi molte più occasioni, quindi là il primo tempo poi poteva finire il vantaggio per noi, ma così non è stato, quindi alla fine è venuto fuori questo risultato. Diciamo che loro oggi avevano noi chiaramente volevamo vincere per agganciarli, loro avevano il match point su questo campionato, perché diciamocelo chiaramente, se avessero vinto probabilmente il campionato finiva qua. In realtà non è andata così, ci prendiamo questo pareggio, il campionato è ancora lungo. Chiaro che c'è grande rammarico, perché prenderlo al 98esimo il gol non è bello, però fa parte del calcio e dobbiamo reagire, che non è finita, ci sono tantissime sfide ancora molto importanti e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ripeto, l'obiettivo oggi era quello di agganciarli, purtroppo non ci siamo riusciti in maniera rocambolesca, però dobbiamo continuare a lavorare e a crederci, perché le possibilità ancora ci sono tutte per poter vincere questo campionato. Ci siamo noi, c'è ancora il Regina Mundi in corsa, è un campionato molto duro e ripeto, il Montelepre oggi ha fatto vedere perché viene da 12 vittorie consecutive, però noi assolutamente non siamo stati da meno, e se c'è una squadra che esce chiaramente con rammarico siamo noi oggi. Aldo, purtroppo tutta la settimana abbiamo provato ad averlo in campo, ho fatto terapia tutta la settimana, però è dovuto uscire subito, praticamente dopo qualche minuto, quindi vedremo nei prossimi giorni un po' la situazione di pericolo. Al di là del derby, non derby, ora sono tutte finali e dobbiamo prepararle tutte allo stesso modo, con grande determinazione, perché ho detto ora ai ragazzi che il campionato non è finito e non dobbiamo avere alcun rimpianto. Questo campionato, tutte le partite sono dure, così come sarà dura per noi, sarà dura anche per il Montelepre. Chiaro che era la pressione passa tutto a loro, sono riusciti a portare il risultato positivo da Bagheria, quindi vediamo un pochettino come si metteranno le cose nelle prossime settimane. Punto d'oro che ci permette di continuare a volare e non atterrare sulla terra, perché i ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita di carattere, di qualità, sono stati incommiabili in tutto quello che hanno fatto. Forse in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa di più, però visto la forza dell'avversario, e qui voglio fare complimenti alla Bagheria Calcio come società, come tecnico e come direttore, perché hanno messo su una grandissima squadra alla quale auguro di andare in eccellenza anche loro, naturalmente a questo punto dopo di noi, in altre vesti, però glielo auguro perché è una società che ha una grande storia e merita sempre una piazza diversa. I miei ragazzi hanno fatto ancora una volta partita Superlatino, lottando fino alla fine, e oggi il motto credo che sia quello più giusto, non moriamo mai. I ragazzi si allenano a 1.800 alla settimana e questo è il risultato. È un Montelepre che si allena con la consapevolezza di avere un gruppo che nell'arco dei mesi è cresciuto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È un Montelepre che ha comunque in organico tanta qualità, e questo un plauso va fatto alla società e a Piero Gatto, perché mi hanno messo in condizione di allenare un gruppo importante. È un Montelepre che sta volando ad ali spiegate e viviamo partita dopo partita, questa è la nostra forza. E oggi dicevo ai ragazzi che se oggi hanno la possibilità di vivere una giornata come questa, così importante, contro una società blasonata, importante, con una grande storia come il Bagheria, e ci stiamo lottando un primato, è solo grazie ai sacrifici, a tutto quello che hanno fatto da quando è iniziato, e quindi è merito loro. E quindi io ho detto di viversi e di godersi questa giornata, perché sembra strano, ma non tutti i calciatori o non tutti gli allenatori nell'arco della propria carriera possono vivere queste giornate. Molto spesso fai una carriera sempre nell'anonimato, dove lotti per metà classifica senza nessun tipo di ambizioni. Invece questi ragazzi quest'anno hanno costruito una stagione che rimarrà secondo me indelebile nei loro cuori per sempre, perché hanno creato un gruppo importante, un gruppo di amici, e questo è il risultato. Ripeto, mi auguro di continuare a volare, ma personalmente ho già la testa domenica all'Aspra, perché è una squadra fortissima, imbottita di grandissimi calciatori, da un ottimo allenatore quale Pagano, e quindi la mia testa è già domenica, è un grandissimo risultato.
voglio dedicare a mia moglie che domani compleanno, e sono le persone più care che rimangono sempre chiusi a casa quando noi viviamo il nostro sogno, il nostro sport a 360 gradi. È stato un gol diciamo sperato, ci ho creduto tanto da tanto tempo che spero di mettere insieme questa rete. Mi è capitata l'occasione giusta, sono riuscito a prendere il tempo all'avversario, infilarmi e mi riuscito a mettere questa palla importantissima. Si cerca sempre di dare il massimo sia per la squadra sia per una crescita personale, e l'obiettivo è quello di migliorarsi giorno dopo giorno, per formarsi mai il modo possibile, del miglior modo possibile. È una partita che aspettavamo da tanto, l'abbiamo preparata bene e penso che l'abbiamo affrontato al massimo, preparandola al meglio già dalla settimana. Ora ogni partita diventa decisiva per questa corsa al titolo, perché sappiamo che dietro di noi ci sono squadre che non si nascondono e vogliono raggiungere la vetta come lo vogliamo anche noi. Adesso speriamo di continuare questa striscia e dare sempre il massimo partita dopo partita e dare sempre più spettacolo, mettendo in gioco il nostro stile di gioco. E spero sempre di dare una mano ai miei compagni per portare sempre a casa il miglior risultato possibile. Luca era un grandissimo giocatore, io personalmente non ci avevo mai giocato, però è un giocatore che comunque lo conoscevo per nome, ha delle qualità enormi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di rapidità. È stato un bel duello e penso di averlo retto alla grande, nonostante lui sia un grande giocatore, forse uno dei migliori di questa categoria. Rimane un poco di amarezza diciamo, per il risultato, perché non rispetta ciò che noi siamo. Noi ci andiamo duramente, sappiamo il valore che abbiamo, però purtroppo diciamo che parlano i risultati e purtroppo è andata così. Io diciamo cerco di dare sempre il mio contributo, miglioro o non miglioro in campo, io cerco di dare il massimo per la squadra, sperando ovviamente sempre di portare i 3 punti a casa. Non è andata così, però noi diciamo dalla prossima settimana abbiamo già la testa giù a pedalare e sperando di portare buoni risultati. Siete una formazione che, a detta di tutti, sta facendo un po' poco rispetto a quello che è il potenziale reale della formazione. Ti chiedo qual è il problema secondo te principale? Non lo so, forse la testa. Penso sia una questione di mentalità, perché tecnicamente siamo una squadra, a mio avviso, tra le migliori del campionato, però purtroppo la mentalità gioca un brutto scherzo. Forse non lo so, perché comunque siamo una squadra diciamo pronta, siamo diciamo un po' gli stessi dell'anno scorso, con qualche nuovo innesto, però comunque i risultati parlano chiaro, purtroppo sta andando così, ma siamo sicuri che diciamo, le cose cambieranno, perché ce la stiamo mettendo tutta, ascoltiamo sempre i consigli del mister, anche del presidente, diciamo, di tutta la squadra, diciamo, nel cercare di portare avanti diciamo, la squadra, cercare di magari arrivare ai playoff. Il cammino in Coppa è terminato, però io ti ringrazio per l'assist dei playoff, per chiederti si ritorna in campionato con l'Oratorio Cosme Damiano, una partita importante anche alla portata, visto che comunque giocherete pure dentro casa. Ti chiedo come la imposterete e quanto è importante vincere per tornare a sorridere. Allora, sicuramente diciamo che è una partita fondamentale perché diciamo che vincendo possiamo avere il distacco per andare verso diciamo tra le prime 5. Ovviamente diciamo che sono partite dove ti devi confermare, quindi sicuramente noi la prepareremo al meglio, ci allenерemo duramente durante la settimana, cercando appunto di arrivare qua sabato e portarci i 3 punti a casa. È qualcosa che mi porto avanti da inizio stagione. È difficile oggi giocare con questa squadra. Oggi che ho avuto il tempo, il minutaggio, era l'unica cosa a cui ho pensato, oltre che a vincere e fare bene con i compagni, era proprio il gol, e questo è il frutto di ogni allenamento, di ogni sacrificio che faccio e facciamo in settimana tutti noi. Allora, sono entrato bene perché comunque ci tenevo a dimostrare al mister e ai compagni che sono anche un elemento comunque che può dare una grande mano alla squadra. Sì, ho giocato bene, non mi lamento della mia prestazione, peccato che non è arrivato il gol perché ci tenevo tanto, però sono contento del risultato. Allora, in settimana ne parliamo tanto, siamo un grande gruppo, una grande famiglia, oltre che ad essere grandi anche i giocatori. Sono assenze pesanti, sì, che però ognuno riesce a colmare dando ognuno il 100%. Sì, ognuno di noi riesce a dare la giusta grinta, la giusta mano alla squadra, riusciamo a giocare tutti bene perché appunto, come penso io, il gruppo non si vede solo in campo ma anche fuori, spogliatoio e tutto il resto, quindi siamo diciamo appunto una grande famiglia e riusciamo comunque a divertirci, a giocare, a dare sempre il massimo insieme.
È iniziato il secondo tempo di Castellammare-Casteldaccia, con il Casteldaccia che è passato in vantaggio al primo minuto di recupero del primo tempo con Mocero, colpo di testa che ha battuto Di Paola. Adesso il Castellammare avrà un'intera frazione di gioco per equilibrare la partita e magari tentare il ribaltone. Nessun cambio di intervallo con le squadre che sono tornate a far rotolare il pallone, così come all'inizio del primo tempo. Qui Ribaudo lancia Guaiana in posizione regolare, lascia però dietro a Milana ancora Ribaudo, il giro a trovare Frisella e lui a trovarsi in fuorigioco. Castellammare con il 3-5-2, Di Paola in porta, in difesa Lobosco, Caroni e Tarantino, a centrocampo Milana, Ribaudo, Messina, Terranova e Frisella, in attacco Ba e Guadiana. A disposizione in panchina Pileri per la porta, poi Cagliozzo, Lopez, Bussa, Di Matteo, Oliveri, Taibi, Sorrentino e Piazza. Castellammare con Gianluca Cardinale in panchina, Casteldacci invece con Pietro Tarantino e il suo 4-4-2, Calandra in porta, Camiolo, Presti Giacomo, Raia e Abate in difesa, Fazio, Pucci, Arcoleo e Fuschi a centrocampo, Sferruzza e Mocero in attacco, a disposizione in panchina Marra per la porta, poi Provenza, Spampinato, Gambino, D'Amico, Consigliere, Aiello, Mario Messina e Sheriff. L'arbitro della partita è Davide Lopresti di Messina, assistito da Calogero Migliotto di Agrigento e Marta Di Franco di Palermo. Qui il tiro di Fuschi, centrale per Di Paola. Fuschi che ha avuto due grandi chance per mandare il Casteldaccia in vantaggio prima del gol di Mocero. Nella prima delle due occasioni che ha avuto Fuschi ha calciato debolmente centrale dopo un 1-2 che è riuscito alla sinistra di Paola. Poi Fuschi ha avuto la possibilità di calciare da una posizione migliore rispetto a quella precedente. Ha svirgolato per il tiro, non ha avuto modo di centrare lo specchio della porta. Occhio alla Castellammare che propone al limite, pallone recuperato da Ribaudo, Mancino, centrale Calandra, rimane lì il pallone con Guaiana che non approfitta. Occasione Castellammare fino adesso la più pericolosa. Da parte dei trapanesi. La speranza di segnare. Adesso il pensiero è quello di riportare la partita in equilibrio. Sferruzza subito, voleva Arcoleo. Di testa Presti Giacomo, anche Terranova. Pallone adesso sventagliato da Frisella verso Ba e Guaiana che sono vicini. Guaiana morbido per Ba, se la allunga di testa, voleva soltanto controllarla. Il Castellammare però sembra entrato in questo secondo tempo in campo con la giusta mentalità. In caso di vittoria per il Castellammare sarebbe ingresso in zona playoff, ovviamente aspettando le partite di domani. In caso di vittoria per il Casteldaccia, ciò che sta succedendo in questo momento con questo risultato parziale sarebbe uscita dalla zona playout. A proposito di resto del programma, gli anticipi di questo pomeriggio sono ancora sullo 0-0 per quanto riguarda la sfida tra Parmonval e Gela e quella tra Athletic Palermo e Unitas Sciacca. Soltanto questo qui del Matranga dei tre anticipi si è sbloccato grazie al gol di Mocero per il Casteldaccia, il quarto nel corso del suo campionato.
Frisella subito verso va, prima c'è Presti Giacomo. Strattonato Fazio da Caronia a fallo da parte del centrale del Castellammare. Camiolo chiede la sveglia ai suoi, Calandra dalla porta, Mocero, fallo no per l'arbitro, doppio tocco con Guaiana che lamenta un tocco irregolare da parte di Raia, l'arbitro lascia scorrere anche in questo caso. C'è stato un episodio dubbio nel corso del primo tempo, possibile rigore su Va che dopo aver controllato in piena area, prontissimo per calciare, è stato steso giù. Anche in quel caso non c'è stato nulla, nessun fischio. Sferruzza la domestica bene, poi mette in mezzo Mocero a metà tra una scivolata e un colpo al volo, anche una rovesciata possibile. Sferruzza lanciato da Abate, c'è anche il vento che soffia stavolta contro la porta difesa da Di Paola, quella che attacca il Casteldaccia. Nel primo tempo Calandra nel effettuare i propri rinvii dal fondo ha avuto problemi. Stavolta ad avere il vento contro sarà proprio il Casteldaccia. Lanciato Guaiana, fuori gioco, quasi sempre oltre la linea dei difensori l'ex Accademia Trapani. Milana dà un'occhiata a Fuschi, pallone che scorre fuori, si riscaldano Taibi e Piazza a Portocampo. Lato Castellammare in 4 invece si preparano nel lato Casteldaccia. C'è Spampinato, c'è Provenza, c'è anche D'Amico e poi c'è il quarto di questi che sarà protagonista del primo cambio del Casteldaccia. Ovvero Consigliere, occhio al pallone morbido di Sferruzza, il gol di Giovanni Sferruzza che fa 2-0 e indirizza la partita a questo punto. Il pallonetto a battere Di Paola per il raddoppio della squadra di Pietro Tarantino. Segnano così i due gemelli del gol nativi di Cefalù, prima Danny Mocero, adesso Giovanni Sferruzza. E adesso per il Castellammare sarà dura, probabilmente inaspettato questo risultato. Guaiana ancora in fuorigioco. Casteldaccia che sta meritando questo vantaggio. C'è il cartellino giallo intanto estratto dall'arbitro da parte di Lopresti di Messina nei confronti di Torre Messina. Secondo giallo dopo quello a Riccardo Tarantino. Entrambi lato Castellammare.
Di testa lo Bosco. Va fuori. Abbatte. Scambia con Pucci. Abbatte in mezzo verso Mocciaro. Non ci è arrivato per poco di testa. Controlla male il Castellammare con il Castellacci che pressa alto. Castellammare che prepara i primi cambi, saranno proprio Taibi e Piazza a prendere il posto di qualcuno in mezzo al campo. Due elementi offensivi. Si va adesso. Esce Ribaudo, entra Taibi. Esce Terranova, entra Piazza. Tre attaccanti puri per Cardinale a questo punto. Con il cross in mezzo provato da Frisella, risponde Presti Giacomo. Piazza si è messo a destra. Sulla linea dei centrocampisti qui c'è una rimessa lunga, sponda di Messina, si prova il tiro al volo. Proprio con Piazza, Guaiana la lascia scorrere fuori. Batte la rimessa immediatamente, Piazza il cross dentro, Taibi ha provato a staccare Messina, in scivolata il salvataggio di Fazio, ancora Tarantino, addosso a Presti Giacomo, la prende Messina, la protegge, c'è lo scontro con Fuschi, soltanto rimessa dal fondo per Calandra. Senza dubbio ci sta provando il Castellammare. Frisella. Apertura verso Piazza, posizione regolare. Chiusura di Abate che colpisce in pieno un compagno che si sta riscaldando a bordo campo. La rimessa lunga di testa, Andola va! Accorcia il Castellammare con il gol di Malik Ba, 2-1. Sei in campionato per Ba. Partita apertissima al Matranga. E adesso la partita si fa interessante, ne è iniziata praticamente un'altra dall'inizio del secondo tempo. Qui ci prova Fazio, giusto per provarci. Gli spazi trovati dal Castellammare hanno premiato Ba. Pallone profondo verso Piazza, chiude Raia. La rimessa
di Lo Bosco direttamente in aria, colpo di testa di Piazza, c'è anche Messina, c'è fallo in attacco però su Raya, punizione per il Casteldaccia. Tutto ok con il rilancio che ci sarà da parte di Calandra. Fuschi è dentro, poi Lo Bosco la prende Arcoleo, abbatte, salta Mocero, anche Lo Bosco, non la prendono entrambi, rilancia Caronia, di testa Messina, pallone di Mocero, Milana, Taibi evita l'avversario, c'è però la presenza di Fazio, adesso Guaiana, sale Piazza in fascia, chiude abbatte. Lo Bosco un po' così. Rimessa di Abate, salta a vuoto, cadono in due sia Abate che Taibi, adesso Guaiana se la porta fuori apposta per far rialzare i coinvolti nello scontro di poco fa. Nella Casteldaccia sarà Spampinate prima di entrare dalla panchina. Messina verso Guaiana, il controllo però è effettuato da Pucci, pallone ancora pollentissimo, rilancia Mocero, fallo su di lui da parte di Ba. Rossi Giacomo parla con Ba, arriva l'arbitro. Cercare di chiarire la situazione. Si riparte da questa punizione battuta da Calandra. Pallone viaggia. Adesso il Castellammare di testa Guaiana. Taibi apre da Piazza. Piazza in mezzo, occhio al vento. Esce dall'altro lato.
Pronto il cambio per il Casteldaccia, sarà il primo per Pietro Tarantino. Entra Spampinato, esce Fuschi, mossa difensiva. Entra uno dei veterani di questa squadra. Grande giocata di Arcoleo, di testa, vuole Sferruzza, c'è Caronia. Arriva Abate, che vuole l'ultimo tocco da parte di Piazza, guadagna la rimessa. Piazza da terra, allontana poi Lobosco. Spampinato, mette giù anche Messina, Guaiana, largo da Frisella che corre, corrono tutti verso la porta di Calandra, infatti c'è adesso il traversone, attraversa tutta l'area. Non la può prendere mai Taibi, comunque calcio d'angolo per il Castellammare che vuole il 2-2, c'è tempo, più di 20 minuti per potercela fare. Problemi invece in area con Lobosco che si è rialzato, si rialza anche Camiolo. Frisella dalla bandierina, parte col mancino diretto in aria, Presti Giacomo di testa, poi Lobosco, la rovesciata di Guaiana, il colpo in porta di Taibi, 2-2, ce l'ha fatta il Castellammare a pareggiarla, la mossa dalla panchina di Cardinale con Dario Taibi al rientro dalla squalifica di 3 giornate, fa 2-2. Ci aveva provato Guaiana in rovesciata, è intervenuto Taibi e riporta tutto in parità. E adesso il Casteldaccia dovrà prendere le contromisure. Si stava iniziando ad abbassare. Qui c'è il giallo per Lobosco. Cercoleo a terra. Arbitro parla con Abate, lo ammonisce per le proteste. L'arbitro va a bordo campo, parla con la panchina sia del Castellammare sia del Casteldaccia, con i due allenatori.
per chiarire le questioni. Punizione Casteldaccia con Pucci, esce Di Paola, la blocca. Non decide di andare in velocità. Frisella. Gira in difesa da Lobosco. Lancio lungo verso Piazza che si aggrappa ad Abate. Va di testa anche Abate. Messina l'alza, il tocco di Fazio, va in traiettoria adesso Riccardo Tarantino, largo da Frisella. Lancio morbido verso Guaiana. Raya controlla fino alla fine. Taibi quasi del tutto fortunato. Adesso Messina. C'è Piazza che si propone, ormai in fuorigioco. Allora Milana corto da Va. Nuovamente Milana largo da Tarantino. Frisella si propone Milana. Pallone che arriva in mezzo al campo. Ci sono soltanto giocatori con la maglia nera del Casteldaccia. La riprende Abate, scontro con Messina, giù entrambi. Allora calcio di punizione. La battuta di Spampinato, schiaccia giù Sferruzza, Messina. Poi Piazza. C'è l'intervento, c'è la presenza con il corpo da parte di Pucci. Ancora Pucci, si gira, ci riesce. Arcoleo, trova Va, rimessa per il Casteldaccia. Si sta riproponendo. Sferruzza. Non è buona la girata. Arcoleo. Adesso Caronia di testa ci prova anche Fazio. Poi c'è il fallo fischiato dall'arbitro da parte di Fazio. Riceve il giallo. Stanno crescendo le ammunizioni. In questi ultimi minuti Tarantino e Messina lato Castellammare abbatte Fazio lato Casteldaccia. È arrivato intanto il dato spettatori da parte dell'assistenza di produzioni presenti al Matranga. Oggi sono 107. Trend in calo rispetto alle scorse partite casalinghe del Castellammare. Dall'altro lato del campo, rispetto a dove vi stiamo proponendo la partita, c'è Andrea Adamo, il capitano del Castellammare infortunato, con la pettorina arancio fluo, dà indicazioni ai suoi. Sente in difesa, prezioso per la squadra dei Cardinali. Nessun fallo su Va, e allora lancio lungo di Fazio verso Sferruzza che la prende con la schiena, non se l'aspettava. A prescindere dalla presenza di Caronia, qui Raya controllo regolare, nonostante in questo caso ci sia la di partita di Calandra dai propri pali. Per qualche secondo
Messina, anche lui non ha il controllo giusto. Altri ritmi sicuramente in questo secondo tempo. Una partita più bella. Più gol sono arrivati quando il Casteldaccia inizialmente si era portato in vantaggio al primo minuto di recupero del primo tempo con Mocero, il raddoppio di Sferruzza al 54esimo a segnare il suo gol numero 12 di questo campionato. In cima alla classifica marcatori di questo girone A di eccellenza siciliana. Poi il Castellammare l'ha ripresa con Ba al 59esimo. Per lui invece sono 6 in campionato. E il primo gol per Taibi al 68esimo, entrato dalla panchina. Manca però meno di un quarto d'ora. Alla fine più recupero. Tutto in bilico. Spampinato verso Sferruzza, troppo lunga. Lo Bosco per Caronia. Sbaglia la modalità di passaggio per Tarantino, che comunque se la cava. Adesso va molto indietreggiato. Milana. Ancora va. Frisella. Va, segue l'azione. Passaggio tra le linee per Taibi che protegge, si prende la punizione. È entrato molto bene l'ex Oratorio Marineo. Due in barriera per il Casteldaccia. Punizione affidata alla mancina di Luca Frisella. Parte adesso verso il centro dell'area. Aveva provato a intervenire Lo Bosco. Stavolta interviene di testa il numero 2 della Castellammare. Colpi di testa ravvicinati. Sponda di Sferruzza, Mocero in ritardo. Ancora Fazio verso Sferruzza che allunga la gamba nei confronti di Lo Bosco. Messina deve stare attento alla pressione di Fazio che va fino in fondo, riesce a metterla dentro l'area, ma la prende Di Paola. Camiolo chiude su Frisella. E allora Tarantino. Servito da Caronia. Presti Giacomo. Di testa Tarantino. Camiolo se la ritrova lì. C'era anche Pucci. Fallo subito però. Da Taibi. Punizione. Ancora Frisella a battere. Tutti in mezzo. Va a ma con il pallone verso l'area. Adesso si prende la rimessa. La va a battere lunga, Presti Giacomo allontana di testa. Va, si coordina, va con la conclusione. Potenta sul fondo, ma c'è l'angolo
conquistato da Malik Ba. Ancora Frisella a battere. Va Frisella in mezzo di testa, allontana Fazio, Prestigiacomo cade giù. Il fallo è di Tarantino. Il rilancio di Calandra colpisce Messina. Adesso il pallone di Taibi. Ci arriva Prestigiacomo, va palla al piede. Il capitano del Casteldaccia. C'è Tarantino, ancora Prestigiacomo. Ce l'ha rimessa laterale. Sferruzza. Se la vede con Tarantino. Ce l'ha rimessa. Cambio pronto. Nella Casteldaccia entrerà Consigliere. Lato Castellammare invece si sta scaldando Oliveri. Frisella sale. Si prende la punizione, dato il fallo. Commesso da Pucci. Parte Frisella con la punizione, il tocco di Lobosco, Messina in fuorigioco, sotto porta. Partita molto spezzettata in generale, sia per i falli sia per le rimesse laterali. Lobosco attaccato da Sferruzza, la manda fuori. Si va adesso con il cambio per il Casteldaccia. Esce Arcoleo, entra Consigliere, solito cambio che fa Pietro Tarantino. Arcoleo si prende l'abbraccio di Tarantino. Spazio per Consigliere. Prova ad entrare su Taibi. Adesso Guaiana che gira. Frisella stava per cadere. C'è Pucci che la tocca. Camiolo contro Ba. Pallone che giunge a Taibi. Spampinato, prova l'intervento. Poi libera, batte. La salva Camiolo. La consegna però a Tarantino. Ba, Frisella, Tarantino in fascia. Prestigiacomo di testa chiude. Tutta la rimessa con il cross in mezzo di Milana, lo stacco di piazza centrale per Calandra, ma
anche in questo caso si tratta di posizione irregolare. Abate, la rimessa per il Casteldaccia, Sferruzza, e lì in zona anche Pucci. Taibi prova a salvarla, subisce fallo. Abate non ci crede. Si batte subito. Castellammare che crede nella rimonta di più rispetto al Casteldaccia. Non stiamo giocando più la palla, dice Tarantino ai suoi, infatti. Allora Castellammare serviva i 2 gol contro per giocare e per dominare. Prova al volo un colpo Piazza, ma è troppo debole. Piazza, stavolta per Va. Milana, Frisella allarga Tarantino. Camiolo chiude. No, Bosco a terra, Piazza si prende il fallo. Punizione. Abate adesso rischia sempre di più perché prima ha preso il cartellino giallo. Sta avendo molto a che fare con i nervi dell'arbitro. Ancora Frisella sul punto di battuta. Mancino verso il primo palo, deviazione di Mozzaro, pericolosissima, calcio d'angolo. Frisella la battuta, bisogna aspettare perché Abate è finito a terra, ha subito fallo. Pronto ad entrare Oliveri per il Castellammare. Camiolo alla rimessa laterale lunga. In mezzo però non c'è nessuno. Poi il tiro al volo di Abate. Largo. Si va al cambio.
con l'ingresso di Oliveri. Esce Guaiana. Tanto sacrificio anche oggi per Simone Guaiana. Prima di vedere con i suoi occhi il 2-2 di Taibi. Ha provato la rovesciata. Poi il pallone però è arrivato proprio subentrato. Non è contento però della sua partita Guaiana. Infatti sbatte il pugno sulla grata che compone il tunnel che conduce gli spogliatoi. Cambio anche nel Casteldaccia con l'uscita di Fazio ammonito e l'ingresso di D'Amico. Siamo dentro il tempo di recupero nel frattempo con squadre che giocano gli ultimi minuti a disposizione per questo 2-2 ancora in bilico, anche se sembra che sia questo il risultato che ne verrà fuori. Si potrebbe parlare di un match a due volti, anche se il Casteldaccia non ha dominato nel primo, ha dominato magari nelle occasioni che neanche sono state tantissime. C'è stato un dominio del Castellammare invece nella ripresa, di più rispetto a quello del Casteldaccia nel corso del primo tempo. La reazione c'è stata e come, c'è stato però il modo di chiuderla, anche se nel primo tempo il Casteldaccia ha avuto modo di sbloccarla anche prima del gol di Mocero. Punizione Presti Giacomo, non è finita ancora. E angolo dopo il tentativo di Mocero ad aver effettuato il salto. Terzo di recupero. Tre come i cambi effettuati da entrambe le squadre. Batte Pucci. La traiettoria al centro di testa, Lo Bosco cerca di allontanare, schiaccia Piazza, se la allunga però il Castellammare, rilancia con Caronia verso, va contro Presti Giacomo che va in anticipo, si fa anche male, si sacrifica, si prende il fallo. Il capitano delle Casteldaccia. Era abbastanza solida quella sua. Si è fatto trovare abbastanza pronto in tutte le circostanze. Calandra verso Sferruzza. Messina non lo evita. Adesso Lo Bosco verso Taibi. Ci arriva di testa Spampinato che poi dà una spintarella a Taibi. Milana voleva l'1-2 con Frisella. Di testa Mocero. C'è soltanto Caronia che se la allunga un po' di troppo. E allora pallone per Sferruzza. Occhio al Casteldaccia che potrebbe avere il match point. Il mancino alto da parte di Sferruzza. Vicinissimo al 2-3. Finisce proprio adesso la partita 2-2 tra Castellammare e Casteldaccia. Gli ospiti potevano compiere il colpaccio più assoluto. Un match combattuto soprattutto nella ripresa. Castellammare ha dovuto subire il gol del Casteldaccia, segnato al primo minuto di recupero del primo tempo con Mocero, il raddoppio di Sferruzza al 54esimo, l'1-2 di Ba al 59esimo, il 2-2 di Taibi dalla panchina al 68esimo per riprendere una partita che si era messa male tra il finale del primo tempo e l'inizio del secondo. Un po' di discussioni
da parte della panchina del Casteldaccia, in particolare con l'allenatore Pietro Tarantino nei confronti dell'arbitro. È stata una partita tutto sommato corretta, bella, interessante, divertente. A inizio ripresa non ha avuto però un vincitore, un punto per parte, con il Castellammare che continuerà a lottare per la zona playoff e il Casteldaccia per uscire il più presto dalla zona playout. Stanno finendo anche gli altri due anticipi tra Parmonval e Gela e tra Athletic Palermo e Unitas Sciacca. Castellammare che ha provato anche con Piazza a impensierire la difesa avversaria per quanto riguarda i giocatori entrati dalla panchina. Casteldaccia invece che ha contenuto gli attacchi avversari, abbassandosi anche un po'. Castellammare che ospiterà la Parmonval il prossimo weekend, sempre qui al Matranga. Casteldaccia invece che ospiterà il San Giorgio Piana. Sfida abbastanza complicata. Comunque ci sarà il fattore casa potenzialmente ad agevolare la situazione. Tutto da Castellammare del Golfo, grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci.